le bandiere americana e italiana sulle note degli inni nazionali. Padova, come ogni anno, ricorda le vittime dell'11 settembre con una toccante cerimonia a cui ha preso parte anche la console generale americana. Sotto il monumento Memoria e Luce dell'architetto Daniel Libeskind, squarciato da un pezzo di lamiera delle Torri Gemelle recuperata dai Vigili del Fuoco, il pensiero e la memoria corrono a quel drammatico giorno del 2001, quando il mondo intero rimase sconvolto dal folle attacco terroristico. 18 anni fa si consumò un orrore che rimarrà indelebile nella storia. Occorre tenere la guardia alta perché il brodo primordiale che fu alla base di quel massacro non è ancora sconfitto, ha detto nel suo discorso l'assessore regionale Marcato. Dal console americano un appello perché la politica non fomenti l'odio. È importante parlare di inclusione e parlare di riunire per tutta l'umanità. La cerimonia, dopo la deposizione delle corone di allora ai caduti, ha ricordato le vittime con una rappresentazione teatrale degli studenti del liceo Cornaro.